Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate, soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti, non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Ecco, tra le vostre fila, lei in particolare ha trattato l'arrivo di Roberto Insigne dal Palermo. Quali sono, se si è chiesto come mai in queste stagioni a Palermo non è riuscito a esprimere il suo potenziale e soprattutto cosa può dare all'Avellino in questa stagione? Ma sicuramente molto spesso lui in realtà a Palermo l'anno scorso fino a novembre non aveva fatto tanto male in termini di numeri, poi lui ebbe un infortunio e c'è stato poi un cambio modulo. È chiaro che alcuni giocatori si esprimono soprattutto se vengono messi nelle condizioni di potersi esprimere al meglio per le loro caratteristiche. Noi cercavamo un giocatore di qualità che si muovesse tra le linee e essendo lui diciamo legato anche all'ambiente avellino abbiamo con grosso piacere voluto prenderlo e ci auguriamo che ci possa dare una mano. Avellino appunto neopromossa dalla Serie C dove anche quest'anno ci sono delle siciliane che puntano a fare bene, tra queste il Catania. Si è dato un'occhiata proprio al campionato di Serie C e considerando che al momento in testa ci sono due campane, quali possono essere gli scenari del girone? No, penso che anche il Catania, un po' come il Benevento e la Salernitana, abbia un organico che può, a mio avviso, lottare fino alla fine per il raggiungimento dell'obiettivo. I nostri ricordi come Avellino con Catania sono bellissimi ricordi perché è stata la giornata nella quale abbiamo poi raggiunto fondamentalmente di fatto l'obiettivo. Però io auguro alla società di poterli raggiungere altrettanto come abbiamo fatto noi perché la piazza onestamente merita tanto, ce ne siamo accorti insomma quando siamo andati a giocare lì, tra l'altro a Catania è stato dato anche un nostro giocatore in prestito d'ausilio e quindi auguro a loro il meglio insomma.